Mister Giuseppe Guida, al termine della sconfitta del Montelepre sul Partinico Dace 2-1, già abbiamo sentito il direttore sportivo Piero Gatto su questa partita, perché per voi era comunque una partita importante, no? L'inizio di questa stagione in eccellenza contro una squadra forte che ha fatto un mercato importante, quindi le sue sensazioni su questo esordio del Montelepre? Ma le sensazioni non possono che non essere positivi, perché abbiamo incontrato una squadra che, a detta di tutti, e visto l'organico ti posso confermare che così, è stata allestita per stare nei piani alti di questo girone A di eccellenza. Il fatto che noi ce la siamo giocati fino alla fine, abbiamo preso il secondo gol semplicemente su un autogol, praticamente, che è stato un errore nostro umano, ci rende fieri, ci rende felici, perché non dobbiamo sottovalutare il fatto che loro hanno 2 settimane di preparazione in più sulle gambe, 2 settimane sono le 2 settimane in cui si fanno doppie sedute, quindi paradossalmente hanno 20 allenamenti sulle gambe in più, e ti devo dire che da questo punto di vista devo fare un plauso al mio preparatore atletico, al mio staff, per il lavoro che stanno facendo, perché in meno di 3 settimane abbiamo messo su una squadra completamente nuova, un organico completamente nuovo, che oggi, secondo me, senza volere peccare di presunzione, ha giocato una grandissima partita contro un grandissimo avversario, al quale posso fare semplicemente i complimenti per quello che hanno creato. Sicuramente c'è il rammarico per questa sconfitta che è maturata negli ultimi minuti della partita, però comunque c'è il ritorno di questi sedicesimi, quindi comunque c'è un'altra partita, e il Montelepre riparte dalla reazione che ha avuto nel secondo tempo dal gol di Verdi, perché lì abbiamo visto un'altra squadra rispetto al primo tempo. Ma il secondo tempo abbiamo giocato un po' a scacchi, io e il maestro pensa bene, perché io ho cambiato l'assetto tattico, mi sono messo con un 4-2-3-1, sono andato a prenderli con sottopunta, andare a prendere Sanseverino per evitare di dargli la possibilità di giocare da dietro in verticale. Abbiamo avuto ragione, perché li abbiamo messi fortemente in difficoltà, abbiamo preso in mano la gara. Dispiace perché, ripeto, nel momento migliore nostro, dove secondo me meritavamo addirittura di andare in vantaggio noi, loro hanno saputo sfruttare, da squadra forte e cinica quali sono, l'errore nostro. E lì hanno preso di nuovo in mano la partita, perché il loro mister ha cambiato nuovamente l'assetto, si è messo col 3-5-2, e quindi poi io ho dovuto fare dei cambi, perché umanamente i miei ragazzi avevano dato tutto, e quindi devo fare un plauso anche a chi è entrato, si è fatto trovare pronto. Ripeto, io non sono per nulla triste, perché ho imparato negli anni a guardare avanti, e ti devo dire che questa squadra, parlo del mio Montelepre, della nostra squadra, ha sicuramente un futuro roseo. Col direttore sportivo Piero Gatto, al termine di questa partita piena di emozioni, no? Montelepre Partinico Dace 2-1 per il Partinico Dace, era l'andata dei sedicesimi di Coppa Italia Eccellenza. Per voi era comunque una partita da scrivere, no? L'esordio in eccellenza in questa stagione, perché comunque un traguardo che avete meritato sul campo. Affrontavate una squadra che ha fatto un mercato importante, acquisti importanti e che ha un progetto importante, però diciamo che avete approcciato nel migliore dei modi, quindi dal vostro punto di vista che esordio è stato? Ma è stato un esordio positivo, abbiamo visto quello che volevamo vedere. Complimenti vanno al Partinico, perché comunque ha allestito un'ottima squadra, sicuramente sarà protagonista in questo campionato. Noi penso che abbiamo dimostrato di non essere meno ai nostri cugini avversari di oggi, quindi ce la siamo giocata fino all'ultimo. Credo che un pareggio alla fine sarebbe stato un risultato giusto, però è stata una gran bella partita. Noi ancora siamo in piena preparazione, perché abbiamo ricominciato in ritardo, in netto ritardo, quindi è una prestazione che noi riteniamo ottima. Nonostante ciò, sì, forse qualche calo di energia c'è solo sul finale, però quello che è piaciuto molto anche ai vostri tifosi è stata la reazione che ha avuto questa squadra appena arrivato il secondo tempo, no? Perché è piaciuto forse il Partinico Dace meglio il primo tempo, poi il secondo tempo è stata un'altra storia, no? Velardi ha fatto un gran gol, un colpo da campione, ed è questo forse che può essere una delle armi del Montelepre, no? La forza di volontà che ha questa squadra. Sì, questa è una caratteristica nostra, del nostro gruppo, nel nostro credo, è che non molliamo mai. E l'abbiamo dimostrato la scorsa stagione, l'abbiamo dimostrato anche oggi contro una grande squadra, e quindi questo è quello dove noi dobbiamo persistere. Diciamo, ovviamente qui non stiamo a vedere chi manca, chi non manca, però ripeto, è una squadra che sta lavorando, possiamo solo migliorare, quindi è un risultato ottimo per noi. Certo, ripeto, il 2-1 è un po' generoso a favore del Partinico, però siamo contenti, siamo molto contenti.